Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, un Veneto che sta facendo i conti, per fortuna positivi, con il lungo ponte di Pasqua, con un gran numero di turisti e visitatori che si sono mossi per andare nelle principali città d'arte, ma anche nei territori vocati al turismo, l'altopiano, le Dolomiti, il litorale, e c'è grande attesa, c'è grande speranza anche per il prossimo fine settimana, il ponte del 25 aprile, poi ci sarà il 1° maggio, insomma una serie di appuntamenti che potrebbero ridare ossigeno in un momento davvero molto difficile per l'economia, soprattutto per il turismo e tutto l'indotto. Ovviamente ne parliamo poi nel Focus TG con approfondimenti, interviste e tutto quello che può aiutarci a capire meglio questa situazione. Come sempre però il nostro telegiornale si apre con la cronaca, perché dopo gli incidenti del fine settimana ci sono stati altri sinistri, ci sono stati anche altri incendi in Veneto dopo quelli che hanno colpito il Monte Grappa e alcune aree del Trevigiano, quindi tanta cronaca dal Veneto come sempre. Poi sentiremo le nostre redazioni per gli aggiornamenti di tutto quello che abbiamo visto fin qui. Vedremo anche i dati relativi al Covid, perché come ci si poteva aspettare, quelli che abbiamo dato ieri, quelli che ci sono arrivati ieri, erano piuttosto bassi e piuttosto legati al numero di tamponi fatti nel weekend pasquale. I dati sono arrivati con i conguagli, chiamiamoli così, di quello che è successo nelle ultime ore. Insomma, la situazione è ancora lontana dall'essere rosea, quindi poi vediamo anche questo. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca, dicevamo, vediamo gli esiti di un incendio avvenuto a Valdobbiadene. Una notte di fuoco, i pompieri impegnati fino all'alba per spegnere le fiamme che hanno devastato una stalla adibita a deposito di attrezzi agricoli e legname. L'allarme poco prima delle 22 a Saccoldi, Valdobbiadene. Sul posto i vigili del fuoco da Montebelluna, da Asolo, da Treviso con un autobotte, da Quero. Le fiamme hanno distrutto un trattore, motoseghe, decespugliatori e ucciso una decina di conigli. Il vento non ha reso facile il lavoro a chi cercava di arginare il rogo. In fiamme anche un'auto, mentre l'abitazione vicina è stata seriamente minacciata dal muro di fuoco che progressivamente si avvicinava. Fortunatamente l'incendio è stato domato prima che si propagasse oltre. Restano gli ultimi focolai da spegnere prima che cominci l'inevitabile e pesante conta dei danni. Centinaia di migliaia di euro una prima stima, e poi la ricerca delle cause. Le indagini sono affidate, oltre che ai tecnici dei vigili del fuoco, ai carabinieri. Torniamo adesso a vedere gli esiti dell'incidente mortale che è costato la vita a un giovanissimo sul Monte Grappa. Avevamo dato la notizia con le prime informazioni già nella giornata di ieri, poi abbiamo avuto anche tutte le conferme, alcuni dati anche sull'identità, sulla vita, su quello che aveva fatto questo ragazzo prima di volare giù per una scarpata con il suo pick-up mentre tornava dalla festa di Pasquetta con gli amici. Vediamo il servizio. L'ultima tappa prima di rientrare a casa dopo la lunga giornata di Pasquetta trascorsa con gli amici al rifugio Alpe Madre, gestito da pochi mesi da un ragazzo classe, anche lui 98. Poco lontano da lì, lungo la strada panoramica delle Penise che porta a Colmoschin, l'incidente. Mattia Citton, 23 anni, di Borso del Grappa, al volante del suo pick-up, l'ultima macchina a lasciare il rifugio, tenta l'inversione di marcia, compie una manovra sbagliata e l'auto precipita nella scarpata senza che nessuno se ne accorga. La vettura rotola per 400 metri, Mattia viene sbalzato fuori dall'abitacolo, poi il silenzio. Non vedendolo rientrare, mamma e papà intorno alle 23:15 danno l'allarme. Il padre e gli amici tornano sul posto, sono circa le 4:30 del mattino quando viene scorta la vettura, un ammasso di lamiere accartocciate, ma per il 23enne a terra poco lontano non c'è nulla da fare. Dopo la constatazione della morte da parte del suo M118, tocca ai vigili del fuoco e a una squadra del soccorso alpino trasportare la salma fino alla strada. Una notizia che ha sconvolto l'intera comunità, una notizia forte, inaspettata, ci ha colpito questa mattina di buon'ora all'alba,
purtroppo con la conferma della perdita della vita di un nostro giovane concittadino. Erano stati a fare una grigliata Mattia e i suoi amici. Il gestore del rifugio Alpe Madre, Nicola Bertolin, racconta di una compagnia tranquilla, nessuno dice troppo euforico o su di giri. Erano circa le 19:30 quando alla spicciolata sono entrati a bere qualcosa e forse proprio Mattia, racconta, a un certo punto deve aver detto «ho fame, andiamo a mangiare», pensando di rincasare a Semonzo. Perito elettrotecnico, lavorava alla Edil Grappa di Borso. Mattia è un bravo ragazzo conosciuto nel paese, come tutta la famiglia, un ragazzo volonteroso, sorridente, altruista, troppo giovane per perdere la vita. Il sindaco ha fatto visita in mattinata alla famiglia del 23enne che ha una figlia più grande. In compagnia del Monsignor Manuel Fabris a casa a portare il nostro saluto e il nostro conforto, anche se non ci sono parole per poter essere vicini a un dramma così grande che colpisce la famiglia in modo particolare. E il papà è stato tra i soccorritori, tra le persone, tra gli amici e tra le persone che hanno cercato e trovato Mattia. Ci stiamo occupando con i nostri giornalisti, i nostri operatori di questa vicenda di cui parleremo nel telegiornale di questa sera nel TG Bassano. Approfondiremo anche magari le cause, che cos'è successo, la figura di questo giovane strappato davvero in modo terribile alla vita. Ma non è questo l'unico incidente con esito mortale avvenuto nelle ultime ore, perché questa notte c'è stato un sinistro a Concordia Sagittaria. Vediamo. Un ragazzo di 25 anni è morto in un incidente stradale ieri sera a Concordia Sagittaria poco dopo la mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione, il 25enne stava camminando lungo la statale triestina, nel tratto fra Lison e Portogruaro, quando è stato travolto dall'auto. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo. Quando sono giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La vittima era Madan Ramic, di origine kosovara e residente con la famiglia poco distante dal luogo dell'incidente. Alla guida invece c'era un 56enne triestino, ora indagato per omicidio colposo. Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, sono giunti anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Portogruaro, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica. L'automobile nel frattempo è stata messa sotto sequestro. Ieri pomeriggio è tornato a bruciare il bosco del Monte Grappa. Si lavorava già dal giorno precedente, era entrato in funzione l'elicottero, c'erano stati parecchi lanci di acqua e ovviamente liquido per spegnere l'incendio, ma si è tornati a vedere il fumo dal versante sud del massiccio. Sentiamo che cos'è successo, ma restano da capire soprattutto le cause di questo ennesimo rogo. 2 voli dell'elicottero della regione nella giornata di Pasquetta, un lavoro incessante dei volontari della protezione civile, 12 dei quali sono tornati su anche in mattinata per la bonifica. Uno sforzo corale non è bastato a mettere la parola fine all'incendio di sottobosco partito lunedì poco dopo mezzogiorno nel versante sud del massiccio del Grappa, tra Semonzo e Borso, lungo strada Tagliafuoco. Il bosco nel primo pomeriggio è tornato a bruciare, con l'area sorvolata per ben 3 volte dall'elicottero della regione, che ha prelevato l'acqua nelle piscine di Concaverde. A riattivare l'incendio, ha spiegato il sindaco Flavio Dell'Agnol, potrebbero essere stati alcuni focolai con il sottobosco a fare da camino naturale. Un'area vasta, quella interessata dalle fiamme, circa 5.000 metri quadrati. Il secondo incendio in poco meno di un mese a Borso del Grappa. Nessuna abitazione nella zona, nessuna area pianeggiante adatta alle grigliate di Pasquetta. A causarlo una disattenzione, si spera, oppure il dolo. Naturalmente ci fanno sapere da Borso del Grappa che la situazione è sotto controllo, dovrebbe essere stato concluso tutto l'intervento, anche la bonifica, il cosiddetto smassamento, tutto quello che c'è da fare per evitare l'insorgere di pericolosi focolai. Naturalmente tutti guardano alle prossime precipitazioni, sentendo il meteo addirittura imminenti, per scongiurare un po' quello che può essere il pericolo di incendi in un territorio montano del Veneto, dal
magari le Dolomiti qualche meno problema, però abbiamo visto che cos'è successo già un poco meno di un mese fa fino all'altopiano colpito dagli incendi. Tutte le montagne del Veneto sono davvero a rischio, quindi la situazione è molto delicata. Adesso cambiamo argomento, ma parliamo sempre di cronaca, andiamo a Este, dove i carabinieri hanno arrestato un 21enne di origini marocchine ritenuto responsabile dell'accoltellamento di un 17enne nel bar 2010 in via Matteotti, in pieno centro Este, lo scorso sabato 2 aprile. Il giovane si era presentato spontaneamente dai militari dopo qualche giorno per raccontare la sua versione dei fatti, racconto che però a conti fatti non deve aver convinto del tutto i carabinieri. La vittima era nel bar a trascorrere una serata in allegria con gli amici quando si era accorta che gli era stato rubato un portafoglio con 400 euro all'interno. Individuato il presunto ladro nel 21enne marocchino, ne è nato un diverbio, un'animata discussione finita con un pugno e una coltellata all'addome da parte dell'arrestato verso il 17enne, salvato dal pronto intervento di un'infermiera presente nel locale. Il 21enne sarebbe stato il capo di una banda di giovanissimi già protagonista in passato di fatti violenti ai danni di anziani o per futili motivi. Quindi anche qui poi approfondiremo questo arresto, questa vicenda, vedremo se ci sono delle novità poi dalla nostra redazione padovana. Adesso però facciamo una breve pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca, tante le notizie da tutto il Veneto, da tutto il territorio, notizie che riguardano purtroppo incidenti stradali dall'esito mortale, incendi e molto altro ancora, ma non mancano gli episodi di cronaca spicciola, anche cronaca piuttosto triste da raccontare in un telegiornale. Tornano i furti in chiesa, vediamo. Un furto dopo l'altro, tutti nello stesso giorno e commessi da persone diverse. È accaduto a Pasquetta, nella chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Carpenedo. 3 di loro erano persone fragili quando li abbiamo avvicinati, ha raccontato il parroco Don Gianni Antoniazzi. Hanno capito e non c'è stato bisogno di chiamare la polizia. Ora la nostra preoccupazione è aiutare queste persone sole ai margini, ha concluso. Il quarto, un 46enne già noto alle forze dell'ordine, invece non ne ha voluto sapere di andarsene. Erano circa le 17 quando è entrato in chiesa provando a scassinare la cassetta delle offerte. Don Gianni l'ha visto e quando si è avvicinato, come aveva fatto con gli altri 3, il 46enne ha tentato di colpirlo e spingerlo a terra senza riuscirci. A quel punto ho capito che una persona così avrebbe fatto del male anche a un anziano indifeso per pochi spiccioli, ha detto Don Gianni, che in pochi secondi ha bloccato il ladro mentre un fedele chiamava la polizia, che giunta sul posto l'ha arrestato con l'accusa di rapina. Dopo la convalida, il ladro è stato scarcerato col divieto di fare il ritorno in Veneto. Per gli altri 3, tutti italiani tra i 40 e i 50 anni conosciuti in zona, non c'è stato nessun seguito giudiziario. Ci arriva adesso una notizia dall'ANSA. La Guardia di Finanza di Belluno ha eseguito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di denaro e immobili per un valore complessivo di 100.000 euro intestati a un imprenditore bellunese indagato per autoriciclaggio. Il provvedimento nasce dalle indagini condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Belluno a seguito di una denuncia di un parente anziano e residente all'estero che condivideva con l'indagato la proprietà di un fabbricato andato distrutto in un incendio. L'uomo, che aveva trattato con l'assicurazione per l'indennizzo, non gli avrebbe mai versato la parte del risarcimento, accampando scuse ogni volta. Attraverso testimonianze, acquisizioni documentali e analisi di rapporti bancari è stata accertata una truffa nei confronti del parente che avrebbe indotto l'assicurazione a effettuare il bonifico dell'indennizzo su un conto corrente dell'indagato. Quindi ne vedremo ancora su questo argomento, vedremo poi se ci sono aggiornamenti anche su questa notizia. Ma andiamo a Vicenza per un sequestro di armi ad un vicentino. La guerra non è lontana, non dalle coscienze, non per chi si batte in prima linea per la solidarietà e nemmeno per chi pensa addirittura di armarsi e andare a combattere in Ucraina.
Un vicentino sarebbe stato individuato dalla Digos e dalla polizia postale. Da accertamenti sui social e sulle chat di messaggistica pare che l'uomo, che vive nel Bassanese e che lavorerebbe per un istituto di vigilanza privato, avrebbe manifestato l'intenzione di entrare nelle fila della Legione Straniera di Difesa creata dal Ministero di Kiev. Per questo la questura di Vicenza gli avrebbe sequestrato armi e munizioni detenute regolarmente. Nel corso delle indagini, sulle quali vige il massimo riservo, sarebbe stato individuato anche un ucraino che da anni vive nel Vicentino. Nel suo caso, però, non sarebbe scattato nessun provvedimento amministrativo perché lo straniero avrebbe già lasciato l'Italia per tornare in Ucraina. Le indagini starebbero proseguendo per individuare eventuali foreign fighters. Anche di questo parleremo nei nostri telegiornali TG Bassano e TG Vicenza di questa sera. Adesso torniamo nella Marca trevigiana, torniamo a Vittorio Veneto perché sono chiuse le indagini su un delitto avvenuto nel 2020. Era la tarda sera del 12 dicembre 2020 quando in piazza Fiume a San Giacomo di Veglia Giovanni Maria Cuccato parcheggiò la sua auto vicino al pick-up del 72enne Luciano Dallava che si trovava in compagnia dell'amica 39enne nigeriana Ira Borgioi. In preda a una incontrollata gelosia, Cuccato costrinse la donna a scendere e andare con lui, scagliandosi poi sul pensionato di Collo Umberto, ucciso a coltellate, letali, fendenti al collo, mentre la donna rimase ferita alla mano di striscio prima di scappare e chiamare i carabinieri. Ora le indagini sul delitto che sconvolse la frazione di Vittorio Veneto sono state chiuse e il PM ha chiesto rinvio a giudizio del 46enne di Conegliano, accusato di omicidio volontario. Secondo la procura, Cuccato avrebbe agito in preda a un raptus di gelosia, vedendo in auto insieme a Dallava la donna con la quale avrebbe avuto una relazione. Tanto sarebbe bastato per fare scattare la furia del 46enne che dopo il delitto tornò a casa a Fregona, dove si sarebbe cambiato gli abiti per poi fare ritorno in piazza Fiume e venire arrestato poco dopo grazie alla testimonianza della 39enne. L'udienza preliminare del processo si terrà a maggio. Torniamo a Padova per vedere una notizia di questa mattina, davvero di poco fa. Sono apparse scritte minacciose nella sede dell'Agenzia delle Entrate di Padova. Scritte Novax sono comparse nella notte nella sede dell'Agenzia delle Entrate di Padova in via Turazza. Eliminano il contante per un controllo costante, una delle scritte su tutti i muri. La scoperta è stata fatta questa mattina all'apertura degli uffici che sono regolarmente aperti con il flusso degli utenti. La firma poco più in là con la W Vivi, forza di lotta non violenta per la libertà di tutti. Le scritte dicevamo anche lungo le vetrate. Un solo governo mondiale, una sola moneta digitale, la libertà sarà solo un ricordo. C'è anche la bomboletta di spray rosso che è rimasta vicino alle scritte. Gli insulti poi sono stati rivolti al sindaco di Padova Sergio Giordani, al governatore del Veneto Luca Zaia, che vengono definiti nazisti e criminali. La sigla è sempre la stessa, Vivi per la libertà dei diritti. Ci spostiamo un poco più là e vi mostriamo anche le altre scritte. I vaccini uccidono e insulti anche al premier Draghi. Su questo imbrattamento indagano i carabinieri che stanno già visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Rimaniamo a Padova per un'altra vicenda. È stata denunciata dai genitori no mask perché aveva esonerato il loro figlio da scuola. La preside padovana è stata assolta, ma ora sono i genitori che rischiano il processo per calunnia. Era stata denunciata da 2 genitori no mask per aver esonerato il loro figlio da scuola perché non portava la mascherina chirurgica in classe. Ma ora non è la preside a rischiare di finire a processo, ma i genitori. La preside Concetta Ferrara, nel novembre del 2020, all'epoca dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Petrarca, era stata denunciata dalla coppia perché dopo ripetuti solleciti non aveva riammesso a scuola in presenza il ragazzino in quanto privo del dispositivo di sicurezza idoneo e aveva richiesto il certificato del medico di base o del pediatra di libera scelta. I genitori, sostenendo che il figlio fosse affetto da alcune patologie, hanno portato diversi certificati, ma tutti di medici privati operanti fuori regione. I genitori hanno poi deciso di avviare una causa civile denunciando la preside, il suo vice e il coordinatore di classe per maltrattamenti. Il pubblico ministero del Tribunale di Padova, però, dopo l'indagine ha chiesto l'archiviazione del procedimento per la preside e ha sollecitato invece il rinvio a giudizio per calunnia dei genitori no mask. La data dell'udienza è fissata per il 6 maggio. Torniamo nella Marca trevigiana dove l'autista di un bus è stato aggredito e ferito con un coltello da un passeggero senza biglietto.
Questa volta, a differenza delle altre volte, esce anche un coltello e questa è la cosa più grave. Il centro di Nervesa alle 16:40 a bordo di una corriera di linea della MOM, la 115, sale un 21enne brasiliano già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, stupefacenti, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'autista di 53 anni gli chiede il biglietto, il ragazzo non ce l'ha, sale la tensione e il conducente lo fa scendere. Scendendo ha dato pugni all'autobus, in più ha cercato di aggredire anche l'autista con dei pugni, non contento ha tirato fuori anche un coltello. Ovviamente l'autista, per difendersi, si è fatto male una mano e adesso è pronto soccorso di Montebelluna. Prima il pugno in faccia, quindi, poi è spuntato il coltello a serramanico con cui il 21enne ha ferito l'autista alla mano e al volto, quindi è scappato. Un testimone ha chiamato i carabinieri che si sono subito messi sulle tracce del passeggero violento, rintracciandolo a casa sua. Di fronte ai militari ha cercato di scappare nuovamente, ma è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Ora è rinchiuso in camera di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima fissato per domani mattina in tribunale a Treviso. Si è passato il segno, sbotta il presidente di MOM Colladone, indignato come mai prima per l'incredibile atto di violenza. Sono situazioni che non possono più essere tollerate, se ne verificano mai con una frequenza troppo spesso. Il vero problema, attacca Colladone, è l'impunità di simili comportamenti. Non è possibile che uno tiri fuori il coltello e poi magari domani mattina lo trovo comunque sempre in giro che magari usa altri mezzi di trasporto pubblico. Domani i funerali a Cessalto della 16enne Samantha, morta in un tragico incidente stradale. Un corteo di moto per ricordare la sua grande passione, una canzone composta dai suoi amici proprio per lei e poi tanti palloncini da lanciare in cielo. Sarà questo il commosso addio di un'intera comunità a Samantha Renon, la 16enne di Cessalto morta la scorsa settimana a Salgareda nel tragico schianto in sella alla sua amata motocicletta, travolta da un'auto che le ha tagliato la strada. Giovedì alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria di Campagna di Cessalto i funerali. Attese tantissime persone per stringersi attorno a mamma Luca e papà Diana, i nonni Lello e Betty, il fidanzato Francesco. La salma partirà dalla casa funeraria di Gorgo al Monticano e sarà accompagnata dal corteo di moto. Samantha era una ragazza incredibile, ricorda fra le lacrime la mamma. Aveva davanti un futuro importante, era brava a scuola, lo scorso anno aveva conseguito una borsa di studio e l'avrebbe vinta anche quest'anno. In questi giorni abbiamo ricevuto un mare di attestazioni, i suoi compagni di classe stanno facendo di tutto per lei. La famiglia distrutta non sa capacitarsi di come il 35enne albanese che l'ha travolta con la sua Ford Focus e ora è indagato per omicidio stradale abbia dichiarato di non aver visto la moto della figlia in pieno giorno che veniva verso la sua direzione. Pochi istanti dopo la manovra che di fatto ha tagliato l'incrocio, oltre che la strada alla ragazza. Samantha, che frequentava il 3° anno di relazioni internazionali per il marketing all'Istituto Sansovino di Oderzo, per il resto non avrebbe rimediato gravi traumi, a parte la frattura composta del polso, ma ha avuto l'ulteriore sfortuna di battere violentemente il capo contro il montante e il parabrezza della vettura, prima di essere sbalzata sull'asfalto, ed è morta praticamente sul colpo. Molto probabilmente la procura non disporrà la perizia cinematica per ricostruire la dinamica, le cause e le responsabilità dell'incidente. A disposizione della magistratura, infatti, ci sono le immagini di una telecamera pubblica che avrebbe filmato tutta la drammatica sequenza. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca, tanta cronaca in queste ore da tutto il Veneto. Si moltiplicano anche le risse e le aggressioni in aree ritenute quasi isole felici, come nel Vicentino a Valdagno. A 3 persone è stato interdetto l'accesso ai locali della zona. Valdagno. A 3 cittadini della zona i carabinieri hanno notificato il divieto di accesso a 27 locali pubblici per un periodo di tempo di 2 anni. Il provvedimento emesso dalla Questura di Vicenza si è reso necessario a causa delle violente e aggressive esternazioni dei soggetti, tali da mettere in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, creando timore e preoccupazioni in capo ai gestori dei pubblici esercizi. In caso di violazione della misura di prevenzione, gli interessati potranno essere puniti con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, con una
multa compresa tra gli 8 e i 20.000 euro. I 3 decreti si inquadrano in un ampio contesto di prevenzione e contrasto del degrado urbano che i carabinieri stanno mettendo in atto attraverso il controllo delle segnalazioni giunte in caserma fin dalla scorsa estate. Nell'ultimo semestre sono stati notificati inoltre 15 avvisi orali a soggetti ritenuti socialmente pericolosi e la chiusura per 10 giorni di un locale di Valdagno abitualmente frequentato da numerosi pregiudicati. Era una segnalazione che ci arriva dal Sile con pannolini sporchi, rifiuti abbandonati vicino a un nido di cigni. Se fosse stato che questo sacchetto prendeva in pieno le uova, ovviamente la cigna non avrebbe potuto covare. Via Alzaia, la Restera di Treviso, al CRAS, il centro di recupero della fauna selvatica, è arrivata la segnalazione di un passante che accanto al nido di una coppia di cigni con dentro 5 uova ha notato un sacchetto dell'immondizia. E ci ha comunicato che c'era la presenza di questo sacchetto di immondizia proprio sul nido e la cigna era completamente spostata perché non riusciva a covarle completamente. Il problema è che le persone probabilmente passando hanno buttato questo sacchetto di immondizia e quindi c'è un'inciviltà alla base. Probabilmente non l'hanno fatto apposta, nel senso che non è stato buttato sul cigno, o questo non si sa. Comunque fatto sta che va, oltre che a inquinare, ed è un gesto di inciviltà, va anche a disturbare la fauna selvatica. Il non rispetto degli animali, del fiume, della natura e delle regole del vivere civile. In questa storia c'è un po' di tutto. Dal CRAS di Sant'Artemio i volontari si sono attivati per rimuovere i rifiuti senza infastidire Mamma Cigno. E il sacchetto era completamente sopra un uovo. In più ha schiacciato lateralmente anche il nido, oltre al fatto che comunque a breve si sarebbe aperto e sarebbero usciti perché all'interno c'erano tutti dei pannolini da bambino. Quindi onestamente si mette a rischio anche gli animali, le uova e le nascite future. Quindi è proprio un gesto incivile. Cambiamo decisamente argomento, diamo un altro taglio in questo momento al nostro telegiornale perché ci colleghiamo in diretta Skype con l'europarlamentare veneto Paolo Borchia che ci aspetta per fare un po' il punto sulla situazione internazionale. Onorevole, noi la vediamo, la sentiamo, lei ci sente? Buongiorno, buongiorno, forte e chiaro, grazie per l'invito, buongiorno a voi e a chi ci segue da casa. Bentornato onorevole per fare il nostro punto di riferimento in Europa, in un momento in cui in Europa stanno succedendo tante cose. Qual è la situazione dal vostro osservatorio? Ma chiaramente sapete che a me piace sempre cercare di raccontare quello che succede in Europa, però poi con un taglio molto pratico di quelle che sono le conseguenze sul Veneto, sul nostro territorio, sulle nostre province. Adesso è in fase di discussione il cosiddetto sesto pacchetto sulle sanzioni da comminare alla Russia e al di là di quelli che sono gli aspetti, per carità, molto interessanti a livello di politica internazionale, però dobbiamo anche renderci conto di quelle che poi possono essere le conseguenze sul nostro territorio e soprattutto sui prezzi, visto che in questo caso se le sanzioni verranno estese agli idrocarburi, quindi al gas, al petrolio, al carbone, chiaramente essendoci più scarsità di prodotto disponibile è verosimile che i prezzi aumenteranno ancora e questa sicuramente è una brutta notizia perché chiaramente abbiamo tutti bisogno di fare il pieno alla macchina, abbiamo tutti bisogno di utilizzare il gas per riscaldarci e nei prossimi mesi l'elettricità eventualmente per avere un po' più di fresco, un po' più di comfort in casa. Da questo punto di vista da maggio sono previste alcune misure da parte del governo che saranno finalizzate a contenere le temperature sia in inverno che in estate, chiaramente o a livello di riscaldamento o a livello di raffrescamento, e questo ha lo scopo di risparmiare un po' di energia. E poi chiaramente l'avevamo detto anche in occasione di precedenti collegamenti o di precedenti ospitate, vi avevo detto dobbiamo tenerci pronti ai razionamenti di energia, purtroppo sembra che questa fase adesso sia arrivata. Fa un po' strano perché pensavamo tutti che le fasi storiche dei razionamenti ormai fossero alle spalle, però evidentemente la crisi russa ha messo a nudo quella che è
la grandissima dipendenza della nostra economia e delle economie europee nei confronti delle importazioni di energia da altri paesi, e quindi purtroppo eccoci qua. Oggi ci saranno il ministro Di Maio e il ministro Cingolani in missione in Africa, in Angola e in Congo, per negoziare alcune forniture supplementari di gas naturale liquefatto, però ripeto, sono operazioni che sì, bisogna provare a fare, però oggettivamente qualche problema c'è, visto che addirittura pensiamo che l'Angola è al 40° posto a livello globale per riserve di gas, il Congo è in posizione 53 o 54, per cui fondamentalmente con uno spot stiamo andando a cercare il gas da chi ne ha pochino, ecco, diciamo così. Onorevole, 2 domande su questo argomento che comunque riguarda abbastanza da vicino la quotidianità dei nostri telespettatori. Da una parte, è il caso di andare alla ricerca di gas in aree che non sono certamente stabili dal punto di vista politico? E la seconda domanda: possiamo fare qualcosa per il nostro gas, per il gas italiano, per le nostre riserve? Per carità, il gas nel Mediterraneo e nell'Adriatico esiste. Poi, per carità, negli anni sono state fatte scelte diverse, sono state fatte scelte economiche, perché ci dicevano che estrarre il gas nell'Adriatico costava troppo, ma a me risulta che la Croazia stia attingendo dai medesimi giacimenti dai quali potremmo attingere noi. Inoltre è stata fatta la scelta di non concentrarsi sul gas del Mediterraneo orientale, quindi sto parlando dei giacimenti di Israele. In questo caso stiamo parlando di un partner con il quale a livello di Italia, a livello di Unione Europea abbiamo buoni rapporti, per cui fondamentalmente il fatto di andare a mettersi nel vicolo cieco della dipendenza dal gas russo purtroppo è stata una scelta sbagliata che paghiamo. Poi adesso io non voglio fare polemiche in più, però non dimentichiamoci che nel 2018 comunque gli italiani si sono recati alle urne, hanno dato un mandato importante al Movimento 5 Stelle, che ha ottenuto circa il voto di un italiano su 3, e purtroppo adesso dal punto di vista energetico ne stiamo pagando le conseguenze, visto che comunque tutto questo ostracismo, tutto questo scetticismo nei confronti delle trivellazioni abbiamo visto che risultati ci ha portato. Purtroppo il nostro non è un paese e la nostra non è una regione che può andare avanti sulla base della politica dei no, e questo prima lo capiamo meglio è per tutti. Onorevole, questa ultima dichiarazione ci porta a riparlare di un argomento del quale avevamo parlato con lei solo poche settimane fa, questa transizione ecologica, chiamiamola così, molto spinta da parte dell'Europa. Ci troviamo adesso, se non a metà del guado, però con un piede magari in acqua, in un momento in cui tutto rischia di cambiare. Si può tornare indietro? Si possono scegliere altre strade? Ma quello che stiamo chiedendo a gran voce come Lega in Europa è quello di rallentare un attimo, perché se l'obiettivo finale, se il principio di inquinare meno per vivere in un pianeta maggiormente pulito, chiaramente è un principio che va bene a tutti e su questo non ci sono problemi. Però chiaramente il percorso che è stato delineato è un percorso molto ma molto complicato. Pensiamo ad esempio all'obiettivo che io giudico difficile da raggiungere, assurdo e costoso, di eliminare le auto a combustione entro il 2035 per passare all'elettrico. Chiaramente adesso, al di là dei ragionamenti di filiera, visto che l'industria automobilistica italiana e tutto l'indotto che ci lavora sono fortemente preoccupati di fronte a questa prospettiva, però bisogna anche capire che in questo caso bisogna avere in testa anche i prezzi, quanto costa un'auto elettrica e soprattutto dove andiamo a generare tutta l'elettricità che servirà, perché bisogna evitare, e questo sia chiaro, che non voglio che ci siano fraintendimenti, bisogna evitare che la transizione energetica sia un affare per ricchi, perché se dobbiamo andare a stare meglio, mi sta benissimo, ma dobbiamo stare meglio tutti, compreso chi è a casa e magari campa con la pensione minima, visto che comunque già il fatto di pagare bollette così alte e di doversi confrontare con un'inflazione a questi livelli non è facile per nessuno. Però chiaramente se andiamo, anziché a semplificare la vita delle persone, a mettere
altre problematiche, ad alzare l'asticella in modo che poi diventi difficile arrivare a fine mese, allora scusatemi, ma io non ci sto più. Onorevole, io le chiedo se lei ha tempo di rimanere qui con noi qualche minuto dopo la pubblicità, perché i temi sono davvero importanti, partono da lontano ma arrivano molto molto vicino ai nostri telespettatori e ai cittadini del Veneto. Quindi a questo punto faremo una brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo anche oggi in diretta in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto e per approfondire anche quello che sta succedendo nel resto del mondo, per capire quali possono essere le ricadute nella nostra regione, nella vita quotidiana di ognuno di noi. Ne stiamo parlando con l'europarlamentare Paolo Borchia, che ha accettato di buon grado di prestarci un po' del suo tempo per darci il punto di vista europeo della fase molto complicata che stiamo vivendo. Ringraziamo ancora per essere presente qui con noi in collegamento Skype. Abbiamo parlato fin qui di gas, energia, transizione, di temi molto molto ampi. Adesso andiamo un po' più sullo specifico. Onorevole, è arrivata una notizia pochi minuti fa in redazione, pare che il governo stia decidendo di togliere l'obbligo di mascherine anche al chiuso già dal 1° maggio, potrebbe restare l'obbligo per quanto riguarda alcuni settori, si parla dei trasporti e dei cinema, però insomma questo passaggio dopo la fine dell'emergenza, almeno dal punto di vista burocratico se non formale, potrebbe essere un altro passo verso la fine davvero del dramma che stiamo vivendo da troppo tempo. Ma io su questi casi non amo mai fare il capopopolo, perché penso che serva sempre avere buon senso e gradualità nelle cose. Voglio dire, ieri a livello nazionale si sono verificati 27.000 nuovi casi. Verso metà gennaio eravamo quasi a 200.000, per cui i numeri ci dicono che stiamo andando nella giusta direzione. Però, visto che ormai è da più di 2 anni e che ci stiamo confrontando con questa pandemia, chiaramente io dico sempre: andiamo gradualmente nella direzione di tornare alla normalità, però stiamo sempre all'allerta, perché chiaramente i numeri ci dicono che, ripeto, stiamo andando nella direzione giusta, però non penso che ci possiamo considerare ancora fuori totalmente dalla pandemia. Poi il fatto di togliere le mascherine all'aperto, specialmente avvicinandosi a una stagione dove le temperature sono più alte, dove oggettivamente si fa abbastanza fatica a respirare, penso che sia una buona notizia, ma anche contestualmente una decisione di buon senso, perché penso ad esempio ad un tipo di utente abbastanza anziano che magari ha qualche problemino, qualche acciacco, per cui il fatto di avere la possibilità di respirare senza mascherina, respirare in maniera regolare, sicuramente va nella direzione giusta ed è una misura di buon senso. Poi chiaramente per il resto sempre un occhio ai numeri, e poi l'idea è quella di tornare alla normalità, però ripeto, non bisogna, specialmente quando ci sono misure che non vanno a impattare in maniera significativa sull'economia, bisogna sempre andare in maniera molto graduale. Ecco, da quelle parti dove lei ora come ci si comporta con le mascherine adesso? È diverso rispetto a quello che sta succedendo in Italia? Ci sono normative diverse? Fondamentalmente, partendo da casa ed arrivando in ufficio in Parlamento, adesso chiaramente sugli aerei, sugli aeromobili è ancora necessario portare una mascherina FFP2, quindi quelle con un maggior grado di protezione. Poi ad esempio negli aeroporti in Belgio, una volta scesi dall'aeromobile, non è più richiesto, non è più obbligatorio portare la mascherina, mentre all'interno del Parlamento è ancora obbligatorio. Io adesso mi trovo solo soletto nel mio ufficio, quindi non la sto portando, però poi quando si esce in corridoio, quando si partecipa alle riunioni di commissione, nonostante le sale siano abbastanza ampie, nonostante ci sia ancora diverso personale che lavora da casa, in questo caso la mascherina è ancora richiesta. Però diciamo il Belgio sta andando nella direzione di un ritorno
alla gradualità, magari anche con una velocità maggiore rispetto a quanto sta accadendo in Italia. Onorevole, ora noi entriamo in un altro argomento all'interno del nostro telegiornale, cominciamo a parlare di quelle che sono le ricadute positive o magari non del tutto positive di questo primo fine settimana di festa dopo tanto tempo di difficoltà. Abbiamo visto un Veneto letteralmente preso d'assalto, città d'arte, luoghi bellissimi come l'Altopiano, le Dolomiti o il litorale, davvero letteralmente sotto assedio per 3 giorni. Abbiamo una serie di servizi in cui approfondiremo questo tema. Volevamo capire, se non siamo troppo indiscreti, come ha passato lei le feste. Ma Pasqua in famiglia, anche perché viaggiando tanto, avendo un bambino piccolo, chiaramente quando c'è la possibilità di fermarsi qualche giorno in famiglia, qualche giorno a casa è sempre la soluzione migliore. Poi diciamo a livello più generale, francamente io sono abbastanza contento di come stanno andando le cose per quanto riguarda il comparto turistico e ricettivo, visto che comunque non ci dobbiamo dimenticare, e l'abbiamo imparato durante il Covid, che si tratta di settori che non sono settori a sé stanti, ma quando vanno bene poi portano ricadute positive su tutto il territorio, per cui penso che possiamo citare alcuni dati significativi, gli 88.000 visitatori che hanno partecipato a Vinitaly, che è stata una manifestazione che oggettivamente nei suoi 2 anni di assenza ha portato problematiche non soltanto alla città di Verona ma anche a tutto l'indotto del Veneto. Mentre per quanto riguarda l'afflusso di turisti sulle Dolomiti, a Venezia, a Verona, nei principali centri artistici del Veneto, devo dire che le cose sono andate abbastanza bene. Io la settimana scorsa ho avuto modo di confrontarmi con alcuni esercenti sull'Easton, quindi in zona Arena di Verona, e sinceramente mi dicevano che tra Vinitaly e tra le prenotazioni pasquali iniziamo a vedere finalmente la luce in fondo al tunnel. Poi io lo ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, dobbiamo considerare che il comparto turistico e il settore ricettivo comunque sono dei settori a cui fa comodo a tutti noi che ci sia un certo giro di afflusso, visto che l'indotto è importante, ripeto, non soltanto sulle città d'arte ma su tutto quello che è il sistema economico della regione, per cui fondamentalmente dopo 2 anni difficili dobbiamo dire che le cose anche da questo punto di vista stanno migliorando. Concludo con un pensiero, visto che questo Ponte Pasquale ha dimostrato che Venezia a livello di ricettività deve essere un attimo ripensata, perché chiaramente è una città caratterizzata da bellezze straordinarie ma da un'altrettanto straordinaria fragilità, per cui fondamentalmente i grandi numeri a Venezia sicuramente non fanno bene. Forse bisogna ripensare ad un turismo maggiormente qualitativo e meno basato sui numeri. Su questo dato, su questo fatto di cui ha parlato lei, onorevole, abbiamo quasi una conferma, perché si sta muovendo nuovamente, e questo ce lo dicono un po' tutti i nostri colleghi da tutte le città, il turismo internazionale. Tantissimi turisti in Veneto in arrivo dalla Germania, tantissimi stranieri, anche statunitensi, ovviamente manca tutta la parte dell'est europeo, però si rivedono gli stranieri, ed è la notizia di questi giorni il fatto che si rivedono gli stranieri in Italia, quindi l'appeal non è cambiato, magari forse c'è da tarare qualcosa però. Sì, c'è da tarare qualcosa, adesso io non voglio fare eccessivamente quello difficile, però penso che il nostro territorio e il tessuto economico del Veneto abbiano bisogno di un turismo di un certo livello, di un turismo alto spendente. Chiaramente mancano i russi, che tradizionalmente rientrano nel segmento di turismo un po' più ricco, che quindi può anche portare un bel valore aggiunto al nostro territorio. Un po' deboluccio il turismo americano, anche perché chiaramente oltreoceano è passata l'immagine che c'è la guerra in Europa, per cui nonostante ci separino migliaia di chilometri dai teatri sfortunati nei quali sta avvenendo il conflitto, chiaramente qualcosina da questo punto di vista sta mancando. Però io quello che vedo per il nostro futuro, per il futuro delle nostre città d'arte, per il futuro di Venezia, è una gestione un po' più oculata, che soprattutto vada a tenere conto delle specificità
di determinate città e soprattutto che si muova in una maniera maggiormente rispettosa appunto per preservare questo tesoro straordinario del quale disponiamo. Onorevole, noi la ringraziamo per il suo tempo. Ci diamo appuntamento alla settimana prossima per intanto capire come sarà andato il ponte del 25 aprile in avvicinamento poi a un altro giorno di festa come 1° maggio, ma anche per vedere se cambierà qualcosa. Per qualsiasi notizia siamo a disposizione. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buon pomeriggio. Noi ringraziamo l'europarlamentare Paolo Borchia che ci ha accompagnato verso il tema turistico, anche con qualche piccolo problema da risolvere per il turismo veneto. Ad esempio a Treviso il sindaco Mario Conte ha detto che c'erano troppi negozi chiusi e qualche bar di troppo con le serrande abbassate. Vediamo. Complici la giornata ecologica e il centro senza auto, in tanti hanno scelto Treviso come meta di Pasquetta, molti turisti e tra questi numerosi gli stranieri, ma altrettanti sono stati i bar e i negozi chiusi. Se dunque da un lato il comune lavora a incentivare, grazie anche all'aeroporto, gli arrivi in città, dall'altro sul fronte della ricettività, esercenti e commercianti, dice il sindaco Mario Conte, potrebbero fare di più. Devo dire che rispetto a qualche anno fa dei passi in avanti sono stati fatti anche importanti ed evidenti, però secondo me un piccolo sforzo si può ancora fare, anche perché noi continueremo ad investire sulla proposta turistica, sulle bellezze del nostro territorio che va oltre la città, e quindi sarà fondamentale che privati e istituzioni vadano a braccetto proprio perché i turisti trovino nell'accoglienza un valore aggiunto che possa diventare un elemento ulteriore di promozione della nostra città. Il sindaco è fiducioso che con l'andare del tempo siano sempre più numerosi gli esercenti che decideranno di sfruttare l'opportunità data dai giorni festivi. Quando gli esercenti vedranno che Pasqua e Pasquetta diventa un weekend di lavoro importante, il prossimo anno qualcuno si unirà agli esercenti che quest'anno hanno lavorato e così si continuerà a migliorare. Il capoluogo per Conte deve compiere un ulteriore salto culturale se vuole davvero trasformarsi a pieno titolo in città turistica. Ma questo è un dibattito che va avanti fin dall'epoca delle grandi mostre a dei Carraresi e il fatto che nel frattempo non ci si sia ancora riusciti fa venire qualche sospetto sulla reale volontà dei diretti interessati di mettersi a totale disposizione del turismo. Il sindaco rimane però fiducioso. È un cambio di mentalità, cioè una città turistica deve adattarsi a quei servizi che le città turistiche richiedono. Forse Treviso ha di bello questo, che abbiamo la mentalità ancora non turistica, quindi l'estrema cura del turista, però magari manchiamo un po' di presenza su certi momenti che, devo dire, per giustificare coloro che hanno tenuto chiuso, forse non eravamo abituati a questo boom di turisti. Venezia, che pure è abituata a flussi turistici davvero importanti, è finita sotto pressione nel ponte di Pasqua e anche in questi giorni immediatamente successivi alle festività, sotto pressione anche il servizio pubblico. Vediamo il servizio. Venezia sembra essersi risvegliata e tornata ai livelli pre-Covid. Dopo l'assalto di Pasqua tra Cagli e Campielli, oggi l'apertura della Biennale d'Arte ha messo ancora a dura prova la tenuta dei trasporti, in particolare dei collegamenti via acqua in laguna, vaporetti strapieni di passeggeri a bordo, stipati come sardine. I sindacati tornano a chiedere rinforzi per non mandare in tilt il sistema. Ormai è chiaro, i numeri in laguna in terraferma sono tornati quelli pre-pandemici. È altrettanto chiaro che con questi servizi non siamo assolutamente in grado di soddisfare il fabbisogno creatosi. Davanti a questi numeri è chiaro che temiamo problemi alla sicurezza di chi lavora. Abbiamo ancora in mente le scene dell'anno scorso, quando marinai, piloti e anche autisti sono stati soggetto di insulti e minacce. Le richieste sono note. Pensare allo sblocco del turnover attraverso nuove assunzioni, così per dare una risposta anche al mondo del lavoro. E naturalmente ci aspettiamo risposte anche riguardo le ore moto e i chilometri nel contratto con AVM. Noi ci auspichiamo al più presto di poter riprendere l'argomento con serietà da parte di tutti. Mettere al centro le esigenze dei lavoratori e il diritto alla mobilità che deve essere garantito a tutti.
Il problema principale in questo momento sono lo sblocco del turnover, quindi dare spazio alle nuove assunzioni, ma anche e soprattutto quello della sicurezza. Chi lavora ha ancora in mente le scene viste l'anno scorso e quindi non vogliamo che più si ripetano. A Bassano, nella Pedemontana, in tutta l'area del Vicentino, c'è stato un movimento importante di turisti e visitatori in questi ultimi giorni e si sono rivisti gli stranieri. Questa è una novità che entusiasma gli addetti ai lavori. Il ponte respira finalmente, respira l'aria buona portata in dote dalla Brenta, respira dopo un assedio durato 3 giorni nei quali il ponte e la città sono stati letteralmente presi d'assalto da un flusso ininterrotto di turisti e visitatori che hanno riportato il grande pubblico anche nella Pedemontana. Andiamo a sentire com'è andata. È stato veramente un prendere un po', diciamo, fiato dopo questo lungo periodo triste. Speriamo che sia solo il biglietto da visita per una bella stagione. Tanti turisti, anche qualche straniero oppure soprattutto locali, che tipo di turismo c'era? No, abbiamo visto anche parecchi stranieri, austriaci e tedeschi che era un po' che non si vedevano, turismo sicuramente limitrofo, adesso per quanto riguarda bar e ristoranti c'è stato il pienone, bisognerebbe sentire anche gli albergatori, c'è un turismo purtroppo solamente mordi e fugio che si sono fermati qualche giorno. Si è rivisto il pienone dal ponte alle piazze, nei locali e, stando alle prenotazioni, anche fra ristoranti, trattorie e osterie. E se il turismo di prossimità ha confermato l'affetto che i vicentini, i trevigiani e i veneti in generale nutrono per Bassano, il flusso dall'estero apre nuovamente le frontiere a grandi possibilità per tutto il territorio. La giornata clou è stata domenica, ci sono state molte persone, molti turisti, soprattutto anche tanti tedeschi, e per noi è un bene. E confrontandoci anche con i signori delle bancarelle in piazza della Bella Italia, sono stati molto contenti perché hanno lavorato molto anche loro e sì, siamo molto felici. Già intorno alle 11 la situazione era bella piena, nel senso c'era un bellissimo movimento soprattutto nel ponte e niente, quindi fa sempre piacere sia per l'italiano e sia poi per i ristoratori vedere qualsiasi ambiente di lavoro, vedere il movimento e vedere che comunque c'è una bella ripresa. Il lungo ponte pasquale era solo l'antipasto del trittico di primavera, resta da vedere come andrà per il 25 aprile e per il 1° maggio. Ovviamente noi siamo qui per raccontarvelo, per raccogliere informazioni, dichiarazioni, immagini, per capire tutti assieme dove sta andando questo Veneto dopo, si spera, troppo tempo di crisi e di pandemia. Adesso noi facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo e siamo in onda fino alle 13:30. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo anche oggi in diretta in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, siamo in diretta fino alle 13:30, tantissime le notizie da tutta la regione, stiamo parlando in questa fase della nostra informazione delle ricadute, dei numeri che ci hanno portato a fare un po' i conti con il ritorno del turismo in grande stile in tutta la regione. Ad esempio a Vicenza il bilancio del Ponte Pasquale è davvero da record. La primavera del turismo. Se ogni Pasqua ha la sua sorpresa, a Vicenza l'incognita era l'attrattività della città del Palladio alla prima grande prova del post-emergenza sanitaria. E il ponte ha registrato numeri record, 5.000 contatti all'ufficio informazioni turistiche, soprattutto famiglie e coppie italiane. Ma non sono mancati gli stranieri, pari al 9,5% del totale dei visitatori. La maggior parte, il 32%, tedeschi, il 16% spagnoli, il 15% francesi, a seguire belgi, ungheresi, polacchi e croati. Camere d'albergo occupate dal 70 fino addirittura al 100%, dati molto incoraggianti nei 4 giorni tra venerdì e Pasquetta. Se queste sono le premesse, quella che si preannuncia è una stagione boom.
Una stagione boom per il turismo a Vicenza, ma ci sono delle situazioni che comunque non sono del tutto legate al turismo, soprattutto quello che arriva da fuori per i vicentini, ma ai comportamenti dei vicentini stessi, anche in questi giorni in cui il tempo libero, la voglia di uscire potrebbero portare le persone, in questo caso gli anziani, a ritornare nei centri di aggregazione che erano davvero molto vivi prima della pandemia. La situazione si sta dimostrando molto diversa. Vediamo. I centri di aggregazione sono dei tesori, perché i nonni, i bisnonni hanno tanto da dirci e tante volte la storia cosiddetta S con maiuscolo non è vera storia perché non ci sono i protagonisti. E dopo è importante soprattutto il discorso della solidarietà, riscoprire il valore, come era una volta: signora, vado a farti io la spesa. Ecco, questo è tantissimo. I confinamenti obbligatori dovuti alla pandemia hanno indotto i cittadini a limitare improvvisamente le proprie frequentazioni, in particolare gli anziani, poco avvezzi al mondo virtuale, hanno patito la mancanza di socialità nella routine quotidiana. Ora invece stentano a tornare a uscire di casa. Il Comune promuove iniziative per riaggregare queste persone. L'importante per noi oggi è mantenere aperti quelli che sono i centri di aggregazione sociale per loro, centri aperti, centri ricchi di attività, centri che possono essere messi a disposizione di tutti questi anziani che magari in questo momento sono a casa, sono ancora chiusi a casa per paura di uscire. Gli 8 centri in città sono in Contraproti, in via Salvemine, in via Calvi, in via Istria, nel quartiere Laghetto, in via Colombo, nel quartiere San Lazzaro e in quello dei Ferrovieri. Qui potranno riprendere contatto una fetta consistente dei cittadini di Vicenza. Sono più di 22.000 le persone che hanno più di 70 anni che sono residenti nella nostra città. All'interno di questi centri si possono ovviamente fare attività ricreative, attività culturali, pensiamo al gioco delle carte, pensiamo ai corsi di cucito, pensiamo anche in alcune zone il corso di ballo. Il fondamentale per noi è far ripartire questi centri, anche perché abbiamo visto che purtroppo il 50% di queste strutture ha perso la propria utenza per mancanza di voglia di poter uscire di casa. Fondamentale per noi è questo. Abbiamo sempre aperto lo sportello a Vicenza Non Sei Solo, che risponde allo 0444 22 10 20, aperto proprio per dare tutte quelle informazioni anche per gli anziani, che li basta chiamare e vi verrà detto qual è il centro più vicino a casa vostra. In questo periodo si moltiplicano le iniziative, le manifestazioni, le feste di paese, davvero basta dare un'occhiata in giro per trovare un'iniziativa in ogni paese, in ogni comune, e ci sono dei comuni, in questo caso nell'Alta Padovana, che si sono messi d'accordo per creare un servizio navetta proprio per queste feste. L'unione fa la forza e così San Giorgio delle Pertiche e Santa Giustina in Colle mettono in collegamento 2 eventi previsti per il 23 e 24 aprile, la 39esima festa dei fiori e dell'agricoltura di Santa Giustina in Colle e la festa di San Giorgio, patrono di San Giorgio delle Pertiche. E così i visitatori, grazie anche alla partnership con Etra, potranno partecipare a entrambe le manifestazioni grazie a un servizio di trasporto, una navetta su uno speciale trenino che creerà una sinergia vera a San Giorgio, tra l'altro con il benvenuto ai nuovi nati, la messa per il patrono e lo spettacolo serale e poi il mercato con oltre 75 bancarelle, il tutto con il trenino che girerà senza sosta per portare questi particolari pendolari da una piazza all'altra. A Santa Giustina invece la festa dei fiori, ma anche il raduno delle lambrette d'epoca e un'esposizione di trattori. Con l'allentamento delle misure anti-Covid, insomma, le pro loco dei nostri territori hanno ripreso la loro attività a pieno regime. Ritorniamo nella Pedemontana, abbiamo visto poco fa i numeri, i dati relativi al turismo bassanese, con migliaia di persone fra il Ponte Vecchio, le piazze e le bellezze anche naturalistiche del territorio. Non è da meno Marostica. Da dove arrivate? Da Ginevra. Ah, e da quanto siete qui in zona? Da giovedì scorso. Come la trovate questa zona del Veneto? Beh, benissimo, bella. No, c'è tante curiosità, tante da visitare. Da dove arrivate? Noi veniamo dalla Svizzera, sì, da Locarno. Avete la prima volta in questa zona? In questa zona sì, siamo già stati Venezia,
Abano, altri posti sì, però qua è la prima volta. Sì, mi piace già guardarmi in giro, è bellissimo. Siamo appena arrivati, ci stiamo guardando in giro perché ci sono bellissimi posti, bellissimi, proprio bello, non sappiamo ancora da che parte girarci. Adesso faremo il giro. C'è chi arriva dalla Svizzera, chi, complici le belle giornate, fa tappa a Marostiche in bicicletta, come questi due giovani turisti francesi. Siamo partiti da Parigi in treno, siamo arrivati a Venezia e abbiamo iniziato il nostro giro delle Venezie. Chioggia, Rovigo, Padova. Ieri eravamo a Vicenza. Si muovono su due ruote e questo è il commento alle piste ciclabili. Bellissima. Note positive anche per i commercianti che vedono tornare il sereno. 2000 persone a Marostiche ieri, sai? Quindi è andata bene ieri? Sì, avevo il bar qua a 50 metri e abbiamo fatto un sacco di panini. Questa splendida piazza è tornata alla vita nel fine settimana di Pasquetta. Diciamo che le premesse sono buone per il ponte del 25 aprile e poi per tutto il mese di maggio. Cambiamo dimensioni di città turistica, andiamo a Padova perché c'è stata l'inaugurazione dell'ufficio informazioni turistiche con l'assessore regionale. Assessore Canare, questa è una buona occasione tutto sommato per rinnovare un ambiente di proposte, in questo caso padovane, ma le proposte vanno anche fuori provincia di Padova, mi pare di capire, una primavera insomma di novità. Certo, una primavera di ripartenza proprio, non soltanto nella città di Padova e nella provincia, ma in tutto il Veneto. La novità proprio di questo ufficio è anche questo, il fatto di essere connesso con gli altri uffici turistici e quindi le proposte che vengono date sono sicuramente proposte innovative cittadine e provinciali, ma anche regionali, e quindi la volontà di creare anche pacchetti turistici nuovi, integrati, di puntare su un turismo nuovo, anche alla luce di ciò che è accaduto negli ultimi 2 anni relativamente al Covid, e quindi tutto il turismo slow, lento, green, ma anche artistico e culturale, e Padova da questo punto di vista ha molto da offrire. Senta, una Pasqua che ha dato segnali incoraggianti per il turismo in nostra regione. Sì, una Pasqua che è andata molto bene, francamente noi ce lo aspettavamo e avevamo già anche i dati relativi all'ufficio turistico federato della regione che ci davano queste indicazioni. Questo ci fa particolarmente piacere perché abbiamo costruito un sistema, uno strumento che dà delle informazioni in tempo reale e che soprattutto fa previsione, cioè ci permette assieme agli operatori di capire cosa fare, dove andare e quali saranno i flussi turistici. Chiudiamo questa pagina dedicata al tempo libero, alla Pasquetta, al turismo e a tutto quello che ne consegue con un'iniziativa piuttosto inusuale che si è svolta a Gallio. A Pasqua le tradizioni vanno rispettate, a maggior ragione quelle di montagna. E se la tradizione vuole che ci si dia appuntamento sul sagrato della chiesa di Gallio per lanciare uova sode verso il centro del paese, non si può fare altro che rispettarla. A Pasquetta è andata in scena la tradizionale gara di lancio delle uova sode con le specialità del lungo, della precisione e una sezione dedicata ai più piccoli con la gallina Gwendalina a far da bersaglio. Per la cronaca i giudici hanno registrato 70 metri circa per il lancio più lungo, mentre per la gara di precisione tutto si è giocato sul filo di una manciata di centimetri. Ad applaudire i lanciatori rigorosamente nati o residenti a Gallio, un bel po' di compaesani e turisti incuriositi da questa inusuale disciplina tutta pasquale. Alla fine, dopo le premiazioni e i brindisi di rito, grandi e piccoli si sono messi d'impegno per ripulire strade e piazze dagli inevitabili rimasugli di lanci più o meno gagliardi e precisi. D'altronde, se si vuol fare una frittata, una gara di Pasquetta, qualche uovo bisogna pur romperlo. Cambiamo decisamente argomento, si parla sempre più spesso del PNRR, dei progetti, dei piani proposti anche dai comuni. Andiamo nel Vicentino per vedere che idee ci sono.
Progetti concreti per investire i fondi del PNRR. 3 comuni vicentini uniti, Isola Vicentina, Costa Bissara e Caldogno, per rilanciare il territorio attraverso il miglioramento della viabilità. La scelta è stata quella di potenziare la mobilità lenta attraverso il raccordo di piste ciclabili esistenti che creano un unico percorso dalle montagne al capoluogo, un collegamento ideale che allude all'antico. Vicezia a Paret, è questo il nome che abbiamo scelto per questo progetto di riqualificazione urbana. Qui stiamo parlando di una comunità che già si parla e dialoga attraverso l'unione dei comuni, siamo circa 30.000 abitanti e il progetto assomma 6.200.000 euro. Sappiamo che il contributo massimo è di 5 milioni, ma proprio i comuni hanno avuto la capacità di individuare le risorse all'interno del proprio bilancio per aggiungere risorse in cofinanziamento e quindi con l'impegno a realizzare completamente il progetto. 2 i punti di forza su cui scommettere per pianificare il futuro: il rilancio del turismo attraverso però la mobilità dolce e combattere il traffico e l'inquinamento offrendo percorsi ciclabili in sicurezza. Vogliamo assolutamente collegare Caldogno con Vicenza e non solo attraverso appunto la mobilità lenta. Per noi in questo momento risulta fondamentale cercare queste soluzioni appunto soprattutto per riqualificare il territorio, ma soprattutto perché c'è anche una riqualificazione ambientale molto importante da portare avanti, perché appunto credo che il traffico veicolare in questo momento sia qualcosa che ci sta soffocando. A breve i consigli comunali ratificheranno formalmente l'ambizioso progetto che propone idealmente anche un percorso spirituale, un cammino mariano. Cammino mariano nato 8-10 anni fa e l'unione, il desiderio di far sì che le persone si avvicinano a un turismo lento e di comunione. Sono collegati i 3 santuari mariani che sono Monteberico di Vicenza, conosciutissimo e famoso, per poi passare per il santuario di Santa Maria dell'Olmo a Tiene, altro santuario molto molto importante, per poi finire al santuario di Pinè, la Basilica di Pinè in provincia di Trento. All'orizzonte proprio Vicezia a Paret, il santuario di Monteberico, i 600 anni nel 2026, quindi un auspicio proprio perché questo progetto venga realizzato, sia possibile realizzarlo materialmente a beneficio di queste comunità ma anche di tutti coloro che attraverso questi territori passano. Apriamo un capitolo più spiccatamente padovano adesso, vediamo i dati dell'inflazione che a Padova sembrano essere più alti della media nazionale. Inflazione su base annua a Padova più alta di quella nazionale. Lo rileva l'Ufficio Rilevazione Prezzi e Statistiche Economiche di Palazzo Moroni, confrontando i prezzi di vari generi di consumo tra marzo 2021 e marzo 2022. La variazione tendenziale annua è pari al più 7,4%, mentre quella nazionale è del più 6,5%. Quali le voci di spesa che ai padovani stanno costando di più rispetto a un anno fa? Le utenze di casa con il più 75% dell'energia elettrica e l'aumento del 72% del gas, il più 38% del gasolio per riscaldamento e per autotrazione, senza dimenticare il più 28% di rincaro per la benzina, sempre marzo su marzo. Tra i generi alimentari spiccano gli aumenti a 2 cifre della pasta, 11%, e della farina, 10%, del pollame, più 21%, e della carne bovina del 10%. Pesce fresco e frutti di mare costano di più dell'11 e 13%. Il pane è aumentato del 5,7% in un anno. La verdura fresca costa il 19% in più rispetto a marzo 2021. Sempre bene non esagerare con i grassi, anche perché il burro fa segnare un più 15% e l'olio di oliva un quasi più 11%. Rimaniamo a Padova, una vicenda un po' particolare che ci arriva dalla nostra redazione. Offre 4 posti di lavoro, riceve quasi 2000 proposte. 1800 richieste di informazioni e candidature per 4 posti di lavoro in un hotel di lusso. Ha scatenato una vera tempesta mediatica, un'offerta di lavoro pubblicata in una pagina Facebook padovana, anche se mancante della sede e del nome dell'azienda datrice di lavoro, che dovrebbe essere in Veneto e di proprietà di un imprenditore locale. Nel post si parla di una struttura ricettiva di alto livello e per alcune delle posizioni offerte non è richiesta esperienza, basta la buona volontà, che sarà l'elemento fondamentale per cogliere questa occasione occupazionale. I contratti potranno essere di diverso livello, da concordare in base alle esigenze, stagionale, part-time, assunzione.
Al termine dato per la presentazione di informazioni ed eventuali candidature, martedì alle 12, sono arrivati 1800 messaggi da Padova provincia e anche da fuori regione. Chiudiamo la pagina padovana con un po' il riassunto della situazione legata alle elezioni comunali della città. Saranno circa 900 i padovani coinvolti nelle prossime elezioni comunali come candidati ai 32 posti nel Consiglio di Palazzo Moroni. Una trentina le liste in gara che dovranno presentare i loro elenchi entro le ore 12 di sabato 14 maggio. Manca perciò molto meno di un mese e importante, perché ogni lista sia valida nella corsa alle comunali, servono almeno 350 firme autenticate di elettori del Comune di Padova. L'autenticazione viene effettuata da notai, ufficiali di stato civile, assessori, consiglieri comunali e funzionari indicati dal sindaco. Il numero minimo di candidati in lista è di 21. In ogni lista nessuno dei due sessi può superare i 2/3 dei candidati. Al momento sono 9 invece gli aspiranti alla carica di sindaco. Sergio Giordani per il centrosinistra e in tutto 9 liste, Francesco Peghin per il centrodestra e in totale 8 liste, Francesca Gislong per l'associazione Orizzonti, Lorenzo Innocenti con Torna Padova, Salim El Mawed per la lista Padova di Tutti, Luca Lendaro per Tutta Nostra la Città, Domenico Minasola per Alleanza per Padova, Chiara Zoccarato per Alternativa e i Novax 3V con Paolo Girotto. Una curiosità, i cittadini stranieri di area UE che vogliono votare per le amministrative dovranno iscriversi alle liste elettorali entro il 3 maggio. Andiamo a Vicenza, dove un monumento che era un po' nel degrado ultimamente, grazie anche alle segnalazioni e ai servizi di Rete Veneta, è tornato alla vita. Tempi di guerra, tutti invocano la pace nel mondo, un principio sacrosanto. Nelle città italiane ci sono molti monumenti che celebrano la pace. A Vicenza ce n'è uno in Campo Denane, l'Oasi Verde al fianco di Viale Margherita. Noi di Rete Veneta eravamo andati sul posto per documentare come questo monumento versi in pessime condizioni e sia in stato di abbandono, sporco, trascurato. E come siamo abituati a fare, avevamo portato questa segnalazione direttamente al sindaco Francesco Rucco, che ci aveva promesso un rapido intervento. Oggi torniamo a fare una verifica. Avevate presente il monumento com'era? Bene, allora vediamo adesso com'è e constatiamo se finalmente ci sono tutte le lettere. Leggiamo la scritta. In ricordo dei combattenti alleati caduti in Europa. Finalmente il monumento di Campo Denane è stato sistemato, vedete, tutte le lettere sono al loro posto e non solo, il monumento è stato anche pulito. Dopo che noi di Rete Veneta qualche settimana fa abbiamo segnalato il fatto che questo monumento era ridotto a un cruciverba, il sindaco Francesco Rucco è intervenuto in tempo di record e allora bisogna dargliene merito. Sindaco, tutto fatto? Ma tutto fatto, abbiamo fatto un intervento di polizia straordinario e in più in tempo molto breve recuperato le lettere che servivano per la sostituzione. È giusto celebrare la pace sempre, soprattutto in questo momento storico delicatissimo dove la guerra tra Ucraina e Russia è ai massimi livelli. Speriamo che si torni presto alla pace. Benissimo, e Vicenza anche con questo piccolo gesto ha dimostrato che fa la sua parte, cioè la pace la vogliamo celebrare sempre, non dimenticarcene mai. È importante celebrare la pace, tra l'altro il 25 aprile celebreremo la liberazione, quindi torneremo in piazza per la celebrazione della festa della liberazione, quindi anche questo è un momento significativo di ritorno verso la normalità. Certo, 25 aprile si torna in piazza finalmente per celebrare la liberazione, ma qui in Veneto per celebrare anche la festa di San Marco. E noi di Rete Veneta continuiamo a contare i giorni in attesa del governo per l'autonomia. Noi continuiamo a contare i giorni anche qui da Vicenza e devo dire che in occasione del 25 aprile pomeriggio a San Marco a Venezia, Vicenza riceverà dalla città di Venezia, dal sindaco Brugnaro, un riconoscimento per
essere stata una delle città più attive nel ricordare i 1600 anni di storia di Venezia, e quindi un premio che riconoscerà Brugnaro, il sindaco di Vicenza, e quindi di questo va ringraziato. E intanto noi di Rete Veneta invece riconosciamo al sindaco di essere stato attivo nel celebrare la pace con questo monumento rimesso a nuovo. Dunque direi, sindaco, pollice in su, missione compiuta. Sempre a Vicenza è arrivata la Torcia della Pace, un'iniziativa della Polizia Penitenziaria. Sono in viaggio da questa mattina presto questi 4 atleti delle Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria che hanno ricevuto dai colleghi emiliani la Torcia della Pace, il passaggio di testimone di un'iniziativa nazionale nata prima dello scoppio della guerra in Ucraina, che ora assume un significato ancora più profondo e che verrà portato in una settimana in tutte le province venete. Oggi hanno raggiunto il santuario di Monteberico, dove hanno trovato il vescovo ad accoglierli. La Polizia Penitenziaria rappresenta il corpo all'interno del carcere e penso che sia importante che il mondo del carcere esca anche all'esterno, nella comunità esterna. Per cui... Chi sono questi atleti? Sono atleti, alcuni sono ex atleti che sono attualmente in Polizia Penitenziaria, altri sono come Tatiana Gudelso e tuttora atleta delle Fiamme Azzurre, che è il corpo militare della Polizia Penitenziaria. Una marcia però fatta in bicicletta della pace, mi pare che quanto mai oggi sia importante questo. È la torcia della pace che consegneranno, però è tutto un passaggio, andranno adesso in altre parti, quindi vuol dire coinvolgere un po' tutta anche almeno una parte dell'Italia su questo. Non so da quando l'avessero pensata, ma penso che oggi per noi è molto molto importante accoglierli e benedirli. Benedici questa fiamma e fa divampare nei nostri cuori il fuoco della tua carità. L'iniziativa parte dalla Casa di Reclusione di Milano Opera e adesso mancano alcune regioni del nord, il Veneto, poi andrà in Friuli per ritornare in Veneto, andare in Trentino per arrivare poi verso la metà di maggio grosso modo a Roma, dove sarà poi ricevuta e benedetta anche da Sua Santità il Papa. Una manifestazione che è iniziata a dicembre ma che oggi ha un sapore particolare, perché comunque con quello che sta succedendo all'infuori dell'Italia, la guerra è un segnale importante. Portare la pace, una fiamma che dobbiamo sempre avere dentro i nostri cuori, che ci deve ricordare che il bene prima o poi sconfiggerà il male e che tutti insieme, tante regioni, tanti colleghi, siamo uniti in un unico abbraccio per gridare viva la pace. Quasi in chiusura ci arriva un appello dalla prefettura di Belluno, una fotografia di una persona scomparsa che possiamo farvi vedere con la regia di Fabio Verina. È stato attivato il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse per rintracciare Matteo Melchiori, anni 40, scomparso dalla propria abitazione di Feltre. Si è allontanato verso le 9:30 del 19 aprile, quindi di ieri, in auto, Jeep Compass di colore bianco, indossa jeans, maglia di colore scuro, un giubbetto, un gilet in tela e scarpe basse nere. Chiunque abbia informazioni è pregato di mettersi in contatto con il comando compagnia Carabinieri di Feltre o attraverso il 112. Ripetiamo, è un appello della prefettura di Belluno. Prima di salutarci vediamo assieme quelli che sono i dati dell'emergenza Covid. Sono i dati che sono arrivati questa mattina, li possiamo vedere con questa grafica. Come dicevamo ieri, solo 2000 positivi in più, ma naturalmente c'erano tutte le difficoltà legate al periodo di feste. Infatti il Delta, le nuove positività sono quasi 10.000, sono 9.754 per un totale di 72.608 persone attualmente positive in Veneto. Le persone positive in Veneto dall'inizio dell'emergenza Covid sono 1.609.854, ma scendiamo nella seconda parte della tabella, che è altrettanto importante perché ci fa capire qual è la situazione della sanità in questo momento. Allora, vediamo che negli ospedali del Veneto ci sono 917 persone ricoverate in area non critica. Di queste 638 sono positive, 279 si sono negativizzate. Vuol dire che la crisi è ancora viva con questi dati, con questa differenza fra questi due numeri. Invece in terapia intensiva ci sono 34 persone ricoverate, di cui
15 ancora positive, 19 che si sono negativizzate. Questo della terapia intensiva è un dato che sta calando lentamente, ma è importante vedere una discesa così netta. Allora, il bilancio è negativo di una unità in area non critica, il bilancio è negativo di 2 unità in terapia intensiva. Ci sono da segnalare purtroppo negli ospedali, nelle strutture sanitarie del Veneto nella giornata di ieri ancora 13 decessi. Questo ci fa capire che comunque non ne siamo ancora fuori, che l'emergenza c'è, che nonostante quello di cui si sta discutendo al governo, ovvero della possibilità di eliminare le mascherine al chiuso, l'obbligo di mascherine al chiuso, ma solo si pensa per i negozi o per alcune strutture di questo genere, con l'obbligo del mantenimento. Questi sono tutti rumors che arrivano proprio nelle ultime ore, nel trasporto pubblico e nei cinema. Insomma, la situazione è ancora al di là dall'essere conclusa. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo Fabio Verin per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case le ultime notizie dal Veneto. Vediamo appuntamento per tutto quello che non è stato detto fin qui al TG Bassano, al TG Vicenza di questa sera, e vi auguriamo un buon pomeriggio.